Dottoressa Zagonel, come sconfiggere il tumore del colon retto e quali sono i passi fatti in questo momento, insomma, dalla scienza? Molto può essere fatto da parte dei pazienti. Spesso non si sa che gran parte di queste malattie possono essere evitate se il paziente segue un'alimentazione adeguata e soprattutto un'attività fisica importante. Una seconda arma che noi abbiamo a disposizione sono gli screening, che hanno dato dei risultati eccezionali, soprattutto qui in Veneto, con una diminuzione di mortalità del 22% nelle aree coperte dagli screening. E la terza cosa sono sicuramente le innovazioni in termini di terapie, sia terapie biologiche specifiche su marcatori particolari della malattia, la cosiddetta medicina personalizzata, ma anche sull'integrazione tra vari professionisti, l'integrazione soprattutto tra chirurgia, oncologia medica nella fase avanzata di malattia può permettere oggi la guarigione anche di pazienti che si manifestano con malattie in fase avanzata. Dottoressa, a sentire così magari a casa uno dice, beh, ma allora non mi preoccupo più di tanto, però diciamolo a chiare lettere, fumare, bere alcolici, come stava dicendo, nuoce veramente e gravemente alla salute? Sì, non è solo fumare e bere, che sono cose che magari già si conoscono, ma anche l'alimentazione, perché l'obesità è uno dei fattori di rischio principali per queste malattie, assieme all'obesità anche la vita sedentaria. E tutto questo è importante non solo per evitare l'insorgenza della malattia, ma anche per i pazienti che hanno avuto il tumore e sono guariti, è importante mantenere uno stile di vita adeguato per evitare le ricadute del tumore, ma per evitare anche altri tumori che potrebbero manifestarsi nella vita successiva. Che età colpisce? Mediamente colpisce persone di età medio avanzata, quindi dai 60 ai 70 anni, questa è l'età più frequente.